Nicola, cosa significa per te essere l'ospite d'onore domani per la serata di premiazione qui del calcio Mi maltese? fa solo piacere perché che io credo di rappresentare molto bene l'Inter, insomma, ci ho giocato 10 anni, amo questi colori e dunque io sono fiero. Sono fiero, poi era tanto tempo che non venivo a Malta, dunque ne approfitterò per passare 2 o 3 giorni pazzeschi e ci divertiremo senz'altro, quello ve lo garantisco. Adesso oggi sono un po' stanco, guardate la faccia, cioè, poi domani sera ci rifaremo, ok? Questa non è la tua prima esperienza qui a Malta, quale memoria hai? Sono venuto con la nazionale A o con l'Under 21, un paio di volte sono venuto. Adesso poi dopo andiamo bene, perché era tanto tempo fa, dunque bisogna bene andare a vedere nella memoria che cosa è veramente successo. Comunque a Malta sono già stato. L'Inter quando giocava a te, l'Inter dell'era Pellegrini, poi c'era Moratti, ora c'è Certo. Tohir. Come si paragona l'Inter di questo momento Il all'Inter momento del cambiamento di società è stato importante e pesante, l'abbiamo pagato per un paio d'anni, ma adesso comunque, dopo aver fatto questo cambio radicale con l'allenatore, Mazzarri, richiamando un allenatore che ha già vinto all'Inter e avrà carta bianca per il mercato, secondo me siamo sulla strada giusta. Chiaramente ci vuole pazienza, ci vuole tempo, quello è sicuro, però credo che già dall'anno prossimo qualche risultato, almeno nei primi 3 posti, farà una squadra da Champions comunque, capito? Hai giocato con dei grandi campioni, ma c'è qualcuno Io sono che... un campione, loro hanno giocato con me, ma stiamo scherzando. Qualche No, compagno però che non... il compagno più genio di tutti è Ronny, che io ci ho giocato, ho avuto la fortuna di giocarci il primo anno quando è venuto, usciva sempre con me, dunque si comportava bene, giocava benissimo, poi sono andato io e ho avuto calo, hai capito? Però Ronny è stato forse il più grande giocatore con cui abbia mai giocato all'Inter. Finalmente il tuo messaggio ai tifosi interisti qui a Malta. Grande, vi rispetto, vi vedrò tutti sicuramente.